Una bambina di soli 11 anni colpita da un ictus improvviso mentre giocava a casa di un'amica. Succede a Cagliari ed è una di quelle storie che tolgono il fiato perché non vorresti mai sentirle. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Vediamo insieme come un incredibile lavoro di squadra al Brozzu abbia cambiato il destino di una giovanissima vita. Se vuoi sostenere l'informazione che racconta le mancanze, ma anche le eccellenze del nostro territorio, iscriviti al canale e lascia un pollice in su. Tutto è iniziato in un pomeriggio qualunque, poi il malessere inatteso e il rapido peggioramento neurologico. La corsa contro il tempo si è fermata all'Arnas Brozzu di Cagliari, dove i medici della pediatria hanno capito subito che la situazione era disperata. Ma come si può salvare una vita così giovane da un'occlusione cerebrale così grave? Le dottoresse Ledda e Piras hanno riconosciuto il sospetto di ictus, attivando immediatamente un team d'eccellenza a Cagliari. Gli esami hanno confermato l'incubo: un grosso vaso intracranico era completamente bloccato. È un attimo, un secondo prima giochi, quello dopo la tua vita dipende da una decisione medica. Ci rendiamo conto di quanto sia fragile tutto questo. Questa non è una storia lontana. Ci ricorda che l'efficienza dei nostri ospedali è l'unica vera barriera tra la vita e la tragedia. I medici hanno scelto la strada più difficile, un intervento endovascolare per inserire uno stent e riaprire il vaso. Una sfida vinta. Federico Fusaro, direttore di neuroradiologia a Cagliari, ha confermato che la piccola ha avuto un recupero quasi completo, già nelle prime ore. Un bel lieto fine che ci riempie il cuore, ma che ci fa anche riflettere. Conoscevi i segnali dell'ictus nei più piccoli o pensavi, come molti, che fosse un problema legato solo all'età adulta? Dì la tua nei commenti e seguimi per restare sempre aggiornato sulla cronaca della Sardegna. Grazie di cuore per aver seguito questa vittoria del sistema sanitario sardo che ci rende orgogliosi. Ti saluto e ti mando un abbraccio. Al prossimo video.